Eder. Mech. Pallister. Caro Eder, sto pensando a una penitenza adeguata per la vostra ingegnera chimica o giù di lì. Così superficiali da avere cianciato ancora scemenze, come quelle trasmesse in illo tempore da quarto grado, in merito alla presenza di 8-idrossichinolina in creme depilatorie. Sono voci che grida nel deserto, perdona, deserto dell'ignoranza, ma non sarebbe complicato verificare prima di emettere aria dalla bocca per fare qua qua. Come facilmente deducibile dagli inchi internazionali, International Chemical Identifier, nelle creme depilatorie non c'è neppure uno straccetto di 8-idrossichinolina. Fondamentalmente perché non serve alla composizione, al massimo la usi come stabilizzante di perossido di idrogeno solo in decoloranti di peli e capelli. Nell'acqua ossigenata non c'è, secondariamente perché è molecolina dannosa, anche se non letale, e piena di problemi. Ovvio, tu non darai mai retta all'ex utilizzatrice del telefono di Seba, la povera chimichina senza arte né parte, che di questa molecola ne ha raccontate di cotte e di crude. Fondamentalmente perché la povera scapigliata sarebbe altrimenti passata per le forche caudine dello zio d'Italia. Se vuoi farti grassa risata, c'è addirittura uno studio della molecola per prodotto adatto a blandire l'alopecia dei maschi. Alla faccia della crema depilatoria, avrebbe detto Totò. Comunque, ammetto, dopo 2 anni di cretinate, non le tue, mi sono stufata. Evviva anche ai drink la 8-idrossichinolina. Soprattutto per le convention delle formicchie e della dispensa del simpatico e folle Gallo Pisano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.